casa d'allarme inserito e a finestre aperte. Securbet offre l'impianto d'allarme senza fili a partire da €950 con 2 anni di garanzia integrale. Telefonate subito al numero 348 71 59 492 per conoscere Dialogos e alle prime 5 telefonate il combinatore telefonico è in regalo. Pesca dalla rete, le interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, con le freelance di Rete al Femminile, le voci fiere di una nuova prospettiva, ovvero segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile. Ogni mercoledì alle 15:30 su Radio Libertà, la tua radio. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Va ora in onda l'angolo della musica classica. Conduce in studio Oretta Pierotti Cei. Buongiorno amici carissimi, eccoci al sabato 17 maggio, già volato a metà mese, ma oggi è una trasmissione molto particolare, andiamo in una città meravigliosa, andiamo a Napoli per collegarci subito con il maestro Mauro Squillante. Buongiorno maestro. Buongiorno a tutti. Buongiorno, benvenuto ai nostri microfoni con il suo meraviglioso strumento, maestro, Sì. che è il mandolino, questo strumento Esatto, sì. prettamente legato alla sua città, perché con il mandolino noi vediamo Napoli, anche se a torto magari, però. Non lo so se ha torto, diciamo che, come si dice, voce di popolo, voce di Dio, quindi alla fine se le persone considerano questa cosa vera, magari un fondo di verità ci deve essere per forza. Certamente. Senta maestro, io ho presentato su Facebook con queste 3 righe nel Don Giovanni di Mozart la celebre serenata De Vieni alla finestra eseguita con questo strumento. Beethoven gli dedica una deliziosa sonatina, Vivaldi scrive un famosissimo concerto. Stiamo parlando del mandolino, lo strumento che lei suona, e mi dica come mai questa passione proprio per questo strumento? Ma guardi, io ho incontrato il mandolino tardi, ero già studente universitario. Diciamo che è stata una forma di innamoramento che si appoggiava sulla riscoperta, insomma, che io feci in quegli anni, negli anni dell'università, della cultura di Napoli, del ruolo che aveva Napoli fino all'unità d'Italia nella cultura europea, e quindi poi presi questo strumento per caso e mi resi conto, insomma, che avevamo delle affinità. Sarebbe stato il suo strumento. Sì, piano piano, diciamo che più che altro è stato piacere per me, nel senso che io avevo un'altra carriera davanti agli occhi, insomma, gli studi universitari mi avrebbero portato altrove, e poi l'università l'ho terminata, però nel frattempo ho fatto anche il conservatorio. All'epoca si studiava solo a Padova il mandolino, quindi per una questione di principio andai lì e mi andai a prendere quel diploma. E si è diplomato. 1992. Si è diplomato a Padova. Senta maestro, io non so se lei ci segue solo con il telefono, se ci segue, se ha la televisione accanto per cui può seguire anche il programma con il nostro canale digitale o come. Però. No, io veramente in questo momento sono a Modena. Ah, lei a Modena? Sì, sono in commissione, in giuria per un concorso di esecuzione per giovani mandolinisti. Ah, caspita. Sì, vabbè. Gli altri sono andati a pranzo, veramente. Io sono venuto per parlare con me. E ha fatto bene, ha fatto bene. Così sentiremo delle cose bellissime. Nel frattempo io allora le anticipo, poi le manderò magari la registrazione, che sullo schermo c'è la sua immagine con un abbracciato al suo mandolino e poi ruotano le sue immagini e via via ne ruoteranno delle altre, così il nostro pubblico che ci segue con la televisione
conoscerà meglio questo strumento. Senta, Grazie. lei è considerato uno specialista negli strumenti antichi a plettro, sul cui Sì. repertorio organologia e prassi esecutiva conduce una costante attività di ricerca. Non si finisce mai di ricercare in ogni campo. Sì, questo è vero. È anche vero però che il mandolino, essendo uno strumento un po' ai margini del mondo della musica ufficiale, diciamo, in effetti se ne trovava pochissime tracce nei libri di storia della musica, per esempio. Per cui soprattutto nel momento in cui iniziai, diciamo che nonostante chiaramente io non è che sia stato io ad avviare chissà quali filoni di ricerca, c'era già chi lavorava tanto e bene, come per esempio il mio maestro Ugo Orlandi, la persona con cui mi sono diplomato. Però è chiaro che andava ampliato il campo di ricerca, andavano coinvolte delle istituzioni. Per esempio attualmente, diciamo, la notizia bella è che io partecipo a un progetto che coinvolge l'Università di Bologna e l'Università di Uppsala, insieme all'Accademia Mandolinistica Napoletana che io presiedo e al conservatorio dove insegno, che è il Conservatorio di Salerno. E quello è un progetto, insomma, che coinvolge musicologi importanti, che ha prodotto già dischi, atti di convegni pubblicati, eccetera, e per cui c'è del lavoro da fare. C'è tanto da lavorare ancora. Ancora tanto. Meglio così. Senta maestro, cominciamo subito allora a sentire questo strumento. Abbiamo citato la famosissima aria dal Don Giovanni, siamo all'atto secondo, De vieni alla finestra, quindi mi sembra giusto, se non vado errata, il controtenore René Jacobs. Dico bene maestro? Lui fu il René Jacobs, lui era il direttore d'orchestra. Direttore d'orchestra, quindi la voce di Freiburger. Quindi la voce non è di René. No, non è lui. Vabbè, a noi interessa sentire l'aria con l'accompagnamento. Il mandolino ero io. E il mandolino appunto eseguito da lei, Sì. maestro Mauro Squillante. Bene, l'ascoltiamo come apertura di questo programma. Bene. Vieni alla finestra, oh mio tesoro, e vieni a consolare il pianto mio. Se neghi a me di dardo eri solo davanti agli occhi tuoi morir voglio io. Tu che la bocca dolce, tu che il miele, tu che zucchero porti in mezzo ai cuori. Non esser gioia mia, come crudele, lasciati vedere mio bello cuore. È proprio deliziosa questa serenata, De vieni alla finestra,
con la È con un bel regalo che ci ha fatto Mozart. veramente, a voi mandolinisti. Sì. Senta, intanto ricordiamo ai nostri ascoltatori che siamo collegati con lei, maestro Mauro Squillante, considerato uno specialista negli strumenti antichi, l'abbiamo già detto. Lei ha iniziato gli studi di mandolino con il maestro Antonio Coletti a Napoli e subito dopo a Roma con Fabio Menditto, e poi, come ha detto lei stesso, si è diplomato al Conservatorio Pollini di Padova, dove ha conseguito il diploma sotto il maestro il maestro di guida Ugo Orlandi. Lei stabilmente dove vive? A Napoli? Io adesso vivo in Basilicata da Ah, una vive, decina d'anni. ah, Sì, vive a Bas- con Napoli mantengo rapporti costanti, che insomma tutte le settimane sono lì o per lavoro, per la famiglia. C'ho ancora la mia famiglia d'origine là, quasi tutta. Però mia moglie è lucana e diciamo per esigenze familiari abbiamo deciso di rimanere lì e in effetti è più comodo per loro. una bella regione anche la Basilicata, magari meno conosciuta ma Sì, molto bella, che merita ma di... devo dire la verità, finché la si conosce poco è meglio per chi ci abita, perché Certo, non c'è la massa si sta tranquillissimi. ma avete Matera che richiama troppo, troppi turisti Sì, poi. sì, sì, sì. E io sono a distanza di sicurezza da A Matera. distanza di sicurezza, bravo. Sì. Senta maestro, quanti strumenti ci saranno? Lei con quale strumento suona? Saranno diversi strumenti di mandolino, noi ne abbiamo, stanno girando anche sul nostro schermo tanti tipi di mandolino. Quello Sì, 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 classico, sì. Allora, io diciamo che uso le varie tipologie antiche di strumento, in particolare il mio mandolino napoletano è un mandolino del 1773 costruito da Donato Filano, che era praticamente il miglior liutaio dell'epoca, e a Napoli, ed è chiaramente un capolavoro. E poi ci sono anche strumenti che con il mandolino napoletano condividono la forma, la tessitura, però magari hanno accordature diverse e anche vengono utilizzati con tecniche diverse, non sempre si suonano con il plettro i mandolini, a volte anche con le dita, con la tecnica di liuto. E quindi diciamo lo studio è stato anche quello là di applicare al repertorio giusto lo è adatto, giusto? il proprio strumento, Certo, certo. che varia di zona in zona e di epoca in epoca. Quindi il suo strumento lo paragoniamo a uno Stradivari. Il mio, Sì, sì, eh? non vale tanto perché non c'è altrettanto mercato, però Come suono diciamo e che come... sì, È è un piccolo è un capolavoro. piccolo capolavoro. Allora noi lo risentiamo questo piccolo capolavoro sempre sotto le sue mani eccelse, con Domenico Scarlatti, che era il figlio di l'altro altrettanto celebre padre Alessandro. E qui siamo in piena Napoli con questa sonata che adesso sentiremo, la sonata in re minore. Ascoltiamo il terzo movimento all'allegro, maestro. Sì, va bene. Va bene? Sì, sì, sì.
molto bella, bellissima. Poi questo accompagnamento di mandolino veramente quasi struggente. C'è Senta, insieme a me c'è il clavicembalista Raffaele Vrenna, col quale suoniamo insieme oramai da decenni. bravissimi entrambi. Senta, nel frattempo che vanno questi brani da lei interpretati, si alternano sul nostro schermo le immagini della copertina, quindi quando poi rivedrà la trasmissione che io le invio, vedrà nella sua completezza la trasmissione. Mi spiace che l'abbiamo sottratta a un pranzo modenese, dove senz'altro a Modena si mangia Vabbè, squisitamente. vengo spesso a Modena, non fa niente. Non fa niente. A parte che può essere che faccio in tempo a raggiungermi, ma se no una piadina e va bene. Una piadina va bene, non è che lei è di quelle persone, gli uomini che diventano nervosi quando hanno appetito. Diciamo che non me lo posso permettere, io dovrei smettere di mangiare per alcuni mesi per recuperare il peso forma. Vabbè, ma insieme alla musica, il piacere della buona tavola, ci sta. Poi la zona dove vivo favorisce Ah molto sì, la convivialità a tavola. Bene, ci vuole la convivialità, visto che ne abbiamo poca, siamo sempre tutti di fretta. Sedersi a tavola, Esatto. No, là non si corre. non si corre. Bene, una buona. Senta, ma la serenata con la chitarra si usa a Napoli? A Napoli, guarda, veramente, ultimamente, quando io ho iniziato queste cose non esistevano proprio. Ultimamente si chiama il neomelodico, si monta l'impianto sotto il balcone della sposa e si fa un casino pazzesco. Insomma. Bello, queste tradizioni però tipiche. senza chitarra e mandolino, con le basi, con queste cose qui. Bene, senta, intanto ricordo il nostro numero di telefono, perché questa è una radio senza filtri né censure, quindi chi vuole intervenire 0292 94 72 22. Chi volesse intervenire lo può fare senza problemi. Senta maestra, allora andiamo avanti. Intanto lei collabora stabilmente con la Fondazione Pietà dei Turchini di Napoli. Sì. Ci spiega di cosa si tratta? La Fondazione di Turchini di Napoli sarebbe il centro di musica antica che c'è a Napoli, insomma, diciamo che è un'istituzione importante perché fa opera nel campo della musica antica napoletana, soprattutto organizzando concerti, ma anche convegni, ricerche, eccetera, ma da tantissimo tempo ormai, da tantissimi anni. Hanno le loro sedi prestigiose a Napoli, nella chiesa di Santa Caterina da Siena, di San Rocco a Chiaia, dove si svolgono molte cose importanti che riguardano la musica. Poi lei inoltre è direttore artistico dei corsi estivi del Festival Mandolinistico, che si svolgono annualmente, anche attualmente, ad Avigliano in provincia di Potenza. Sì, questo festival del lì mandolino. sono tanti anni che facciamo questo festival dedicato al mandolino, perché ad Avigliano si era mantenuta una tradizione mandolinistica, addirittura c'è l'orchestra a plettro lì ancora attiva, la più antica del sud, no? Perché risale a chissà quanto tempo fa, però insomma loro dagli anni 50 che suonano, considerando che in quegli anni si sono chiuse la maggior parte delle orchestre a plettro in Italia, loro invece hanno continuato e si è trovata la forza di partire da lì per creare questo festival che ora stiamo iniziando la 15ª edizione e porta tanti artisti importanti in Basilicata, c'è il suo seguito, e in concomitanza poi organizziamo anche corsi estivi con me o con altri colleghi bravi docenti di mandolino, in modo che chi viene assiste ai concerti e anche fa i suoi approfondimenti musicali. Può anche studiare. Senta maestro, lei è docente di mandolino appunto presso il Conservatorio Martucci di Salerno. Sono molti, i conservatori hanno tutti la cattedra di mandolino o è ancora... No, veramente, allora, non vorrei sbagliarmi, ma non dovremmo superare gli 8 conservatori in Italia. Ah, lo mantenete volutamente? Ma diciamo che comunque
lo strumento ha ancora bisogno di essere promozionato. Divulgato. Sì, perché comunque un poco vale il pregiudizio che si è creato intorno al mandolino. Il mandolino ha una storia molto illustre, no? A parte gli autori che giustamente ha citato lei all'inizio, ce ne sono tanti altri che sono meno conosciuti perché magari si sono dedicati solo al mandolino, però hanno composto opere comunque molto pregiate. Lo strumento, il posto in conservatorio ce l'ha, dico, fra gli strumenti insegnati in conservatorio, lo mantiene perché lo merita, e Giusto. che chiaramente non c'è l'utenza per avere cattedre altrove. Certamente. Oltretutto noi abbiamo un problema, è che non siamo tra gli strumenti che vengono insegnati alle scuole medie, per cui è difficile per esempio che il ragazzino incontri il mandolino e se ne innamori e poi venga da grande a studiare da noi. Ho capito. Beh, intanto noi lo facciamo conoscere attraverso anche la nostra trasmissione. Senta maestro, allora passiamo alla Leggenda del pianista sull'oceano, questo film del 1998 dove appunto si inserisce anche il suo mandolino e quindi siamo molto curiosi di ascoltarlo. Sì.
Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Da oggi la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. la tua radio. Pesca dalla rete, le interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, con le freelance di Rete al Femminile, le voci fiere di una nuova prospettiva, ovvero segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile. Ogni mercoledì alle 15:30 su Radio Libertà, la tua radio. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. E torniamo in diretta, maestro è sempre in attesa di riprendere. Eccomi qua. Avrebbe fatto tempo a mangiare una piadina forse, magari un po' velocemente. No, vabbè, ho bevuto un po' d'acqua. Senta maestro, abbiamo ascoltato questo bellissimo brano, La leggenda del pianista sull'oceano, quindi anche il mandolino si presta anche comunque alla musica attuale. Certo, noi veramente questo brano che abbiamo ascoltato è parte di un disco che si chiama Mandolini al cinema, che è il secondo il terzo di una serie di CD che abbiamo fatto, che sono usciti sia per un'etichetta italiana che giapponese. Il disco precedente si chiamava Mandolini all'opera, infatti se non sbaglio c'è anche la possibilità di ascoltare qualcosa da lì, se non sbaglio. E poi questo disco che insomma è andato tanto bene sia in Italia che in Giappone, dove sono molto appassionati di mandolino. Infatti con l'Accademia Mandolinistica Napoletana abbiamo un gemellaggio. Fino al Covid mantenuto un bel rapporto con il Giappone, sia io personalmente che tutto il gruppo. Poi insomma il Covid ha troncato un poco i rapporti. Lei in Giappone si è recato? No, dicevo, maestro, si è recato spesso anche per presentare le sue pubblicazioni discografiche. Sì, esatto. Poi dopo è successo quello che è successo. E mi pare che alcune cose non si sono ancora riuscite a ripristinare. Riassestarsi. Vabbè, il mondo è grande, quindi il suo mandolino può viaggiare ovunque come ha già fatto e come continuerà a fare. Senta maestro, allora andiamo avanti a ascoltare il suo strumento. Quante corde ha il mandolino intanto? Perché allora, quello là napoletano ha 4 corde doppie, quindi ce ne sono 8 da accordare, però è come se suonassero 4. E dalla stessa accordatura del violino. Poi ci sono altre tipologie di strumenti che arrivano fino ad avere 6 corde doppie o anche singole. Le accordature pure variano, insomma, a seconda dell'epoca, delle zone. Ma lei suona anche il violino, per esempio, oppure suona esclusivamente il mandolino? No, solitamente diciamo che io per una questione di studi personali a un certo punto ho avuto in mano
il liuto, Ah, l'arcigliuto, belli, perché sì, poi quando finii di studiare in conservatorio volevo approfondire questo discorso della musica antica ed ho avuto la fortuna di poter studiare a Basilea, anche praticamente in Europa, soprattutto all'epoca, il centro dove la musica antica si studiava meglio. Però diciamo ho usato come strumento, come cavallo di Troia il liuto. Sono entrato con quello e poi però ho iniziato a portare il mandolino e con quello che poi è stato il mio maestro Hopkinson Smith, che è il papà di tutti i liutisti bravi del mondo, abbiamo iniziato a lavorare sullo strumento in una maniera che per me insomma fu nuova, fu molto diversa da quello che avevo fatto fino a quel momento in conservatorio. Senta maestro, ma il mandolino è suonato anche all'estero? Ci sono cattedre anche all'estero nei conservatori oppure è uno strumento Sì, prettamente certo. italiano? No, anzi, veramente il mandolino è uno strumento che ha una sua storia particolare, perché si è spostato dall'Italia, a volte seguendo i flussi migratori, a volte anche in altre maniere, insomma, sempre un po' casuale. Però poi dopo, dove è andato a stabilirsi, ha cambiato forma e si è adattato molto bene al repertorio locale. Per cui, per esempio, c'è il mandolino in Brasile che si chiama bandolim, che ha iniziato il genere musicale del choro, che è praticamente quello che poi ha portato a tutte le musiche nazionali brasiliane, insomma, è partito tutto da là. E quindi se diciamo che se ascoltiamo un samba dobbiamo anche ringraziare i mandolini. Oppure negli Stati Uniti c'è il bluegrass che è iniziato grazie a Bill Monroe, che era un suonatore di mandolino che suonava questi mandolini brevettati in America, che infatti hanno una forma strana, diciamo inusuale per noi, non diciamo strano che è una brutta parola. Costruiti da Gibson, che è quello che fa le chitarre elettriche a tutto il mondo. Se non fosse stato per il mandolino non sarebbe nata come industria. Si è adattato, diciamo, ai paesi dove via veniva sì. Al punto che venivano se vai in raggiunti. America e dici a un americano che il mandolino è uno strumento napoletano, loro, come succede con la pizza, ti rispondono che non è vero, che Lo vogliono loro. È loro, sì. È loro, vabbè. Senta maestro, dica. Sì. Addirittura? Diceva, scusi? No, era la fine degli anni 80, non mi ricordo l'anno, 87, a Rudolstadt in Germania, era appena finita la Germania Est, quindi forse 89, ma partecipai a un festival dove si incontravano mandolinisti da ogni parte del mondo. E alla fine l'unico ad avere il mandolino a forma di mandolino ero io. Addirittura un indiano, tra l'altro famosissimo, si chiamava Srinivas, uno che era la star della situazione, venne vicino a me col suo coso in mano che non si capiva, sembrava più una chitarra elettrica, e mi disse vicino a me "What is this?", vicino al mio mandolino, e io gli risposi "What is this to me? What is this to you?". Senta maestro, adesso torniamo al suo di mandolino con la Norma. Questa è la sinfonia della Norma, però ridotta dal maestro Enrico Maruccelli. Quindi ascoltiamo questa famosissima ouverture che è stupenda, la Norma di Vincenzo Bellini.
Perché hai sfumato, Sveva? Che mancava la parte finale bellissima. Vabbè, maestro, è stupenda anche con i mandolini questa sinfonia dalla norma di Vincenzo Bellini, stupenda. Sì. Questo pezzo stava nel CD che ho Sì, l'abbiamo visto. della Mandolini all'Opera. Mandolini all'Opera. Sì. Tra l'altro quello è un disco che ha una sua importanza, nel senso che raccoglie le trascrizioni che si fecero
di brani d'opera per orchestra a plettro negli anni successivi all'Unità d'Italia. Diciamo che grazie a quella musica l'opera lirica diventò il genere musicale nazionale italiano, il primo genere musicale nazionale italiano. Quello fu il modo in cui le opere vennero conosciute, divulgate. Sì, vennero divulgate. Sì. Senta maestro, abbiamo una chiamata in linea, sentiamo di chi si tratta. Pronto? Buongiorno maestro, vorrei esternarle la mia più sincera ammirazione per il suo grande virtuosismo e per la sua indubbia cultura musicale da Matera Vito Coviello. Lascio lo spazio agli altri ascoltatori. Grazie, ciao. Non ci conosciamo. Ha già chiuso. È un ascoltatore fedele, Vito Coviello Vito Coviello. di Matera. Sì, ci ascolta, vede la nostra radio. Sia il nome che il cognome sono tipici della zona. Pensavo... Bene, un saluto affettuoso anche a Vito Coviello che ci segue con regolarità, poi appartiene alle sue zone, quindi ancora più gradita la telefonata. Senta maestro, allora vediamo che cosa possiamo ancora sentire di lei, se ci vuole, quali sono i suoi prossimi impegni. Lei esegue anche attività concertistica, mi diceva, leggevo almeno nel suo curriculum. Sì, certo. Sì. No, adesso... Vabbè, a parte che una parte degli impegni che abbiamo sono legati appunto al progetto dell'Università di Bologna e di Uppsala che si chiama Il Mandolino del Settecento, che è un progetto che ha iniziato la professoressa Addetti dell'Università di Bologna. Tra l'altro io ebbi il piacere e la fortuna di avere come studentessa a Salerno. Poi ha terminato gli studi e è diventata grande, era già una professoressa importante. E quindi partecipiamo a un convegno dell'Università di Potenza che raccoglie musicologi di tutta Italia intorno a un progetto che studia la musica strumentale italiana del Sud Italia dal 1750 al 1850. Un progetto del professor Vinco Fabris, un altro carissimo amico, e poi vabbè, insomma, ogni tanto e poi ci terremo in contatto, così sentiremo ancora quali sono, volentierissimo. Senta maestro, passiamo al ballo di Spessania. Che cos'è, una danza moresca napoletana? Sì, questo è un pezzo nel quale tra l'altro non suono il mandolino, ma suono il calassoncino, perché nelle mie attività di ricerca, insomma, sono andato anche a ripescare strumenti oramai in disuso, per dei quali insomma ci sono tracce sia o perché c'è il repertorio oppure perché compaiono nell'iconografia o perché magari ce ne sono esemplari in musei. Sono comunque strumenti legati al mandolino in qualche modo, storicamente. Il calassoncino in questo caso è precedente, precede la comparsa del mandolino anche di forse 200 anni. Quindi andiamo indietro nel tempo proprio. La ricostruzione si ferma a un certo punto, non è che siamo penso arrivati agli Assido babilonesi, però diciamo che dal primo Rinascimento in poi insomma ho tirato fuori un po' di strumenti di varia forma. Vabbè, comunque ascoltiamo questa danza moresca, ballo di Spessania, perché poi vorrei chiudere con una cosa penso che sia conosciuta da tutti quanti, anche quelli che meno si avvicinano alla musica di questo genere.
Maestro, siamo costretti a sfumare perché non dobbiamo non chiudere con quello che penso che anche lei immagini che sia la conclusione di questa nostra piacevolissima chiacchierata, la conoscenza un po' più approfondita del mandolino, che veramente è uno strumento molto bello, molto che si presta veramente a tantissimo il mandolino. Rientra nelle opere tradizionali, nelle opere liriche, rientra nei balli, rientra veramente un po' in tutto, è vero maestro? Rientra nella vita delle persone. Il mandolino è poco presente sui libri, ma è stato comunque uno strumento che ha avuto una vita sociale molto importante. Bene, e attraverso anche la sua docenza, il mandolino continuerà a essere conosciuto e studiato soprattutto, perché deve rientrare piano piano in tutti i conservatori d'Italia. Se lo merita questo strumento. Senta maestro, adesso fra poco la lasciamo raggiungere i suoi colleghi quantomeno arriverà al dolce forse, farà tempo arrivare al dolce. Poi io le farò avere la trasmissione dove lei la vedrà per intero con tutte anche le proiezioni che abbiamo messo sullo schermo e verrà senz'altro mandata in replica radiofonicamente nei prossimi giorni. Allora, caro maestro, se ci lasciassimo con il concerto in do maggiore, il terzo movimento, l'Allegro di Antonio Vivaldi, cosa dice? La conclusione giusta? Mi sembra una buona conclusione, sì. Una buona sì. Vivaldi ha dedicato veramente a questo strumento concerti meravigliosi e quindi mi sembra d'obbligo chiudere e salutarla con questo. Sono d'accordo. È d'accordo. Allora non abbiamo altro da aggiungere, maestro. Lasciamo al suo mandolino salutare i nostri ascoltatori. Va bene, sì, saluto anche io da Modena. Grazie per l'ospitalità. Grazie a lei maestro, grazie, buona continuazione e buona divulgazione di questo splendido strumento che ci appartiene. Grazie. Avete ascoltato L'angolo della musica classica con Oretta Pierotti Cei. Arrivederci a sabato prossimo con La grande musica.